L'esperienza proposta nel pomeriggio con Ivoire vuole raggiungere due diversi obiettivi. Sicuramente proporre alla popolazione in generale un'esperienza di rilassamento e dall'altro far vedere come il digitale utilizzato con criterio può essere un potenziale. Alle persone che hanno partecipato al laboratorio sono state proposte due diverse storie trasformative e sono state suggerite due diverse tecniche di rilassamento fatte con Ivoire e fatte direttamente. Questo ha permesso loro di vedere appunto le differenze e speriamo di gustarsi l'esperienza. Mi sento molto rilassata dopo aver fatto questa esperienza e al contempo sono contenta di aver potuto approcciare comunque a un nuovo strumento che potrebbe essere utilizzato anche nella pratica clinica. Gli obiettivi di questa attività sono di condivisione di questo mezzo digitale confrontati con un'attività invece pratica, quella della lettura accompagnata di un testo scritto o di un'attività che viene utilizzata anche nei percorsi mindfulness come quella della camminata consapevole per sperimentare la potenzialità del mezzo. Personalmente mi ha lasciato comunque degli spunti di riflessione sia a livello personale perché avendo comunque anch'io difficoltà d'ansia, di concentrazione posso utilizzarli io personalmente a partire anche ad esempio dalla camminata consapevole. E poi anche a livello professionale, poiché essendo comunque una psicologa sicuramente potrò utilizzarli anche nella mia futura, si spera, pratica clinica. La potenzialità finale dei visori è anche a livello clinico, anche a livello terapeutico, nonché educativo, quindi si può utilizzare sia con adolescenti, con ragazzi, con pazienti per arrivare ad un livello emotivo più profondo. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati alla terza edizione di Cambio Gioco, la settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico. Un evento organizzato da UL6 Eugania di Padova in collaborazione con Alterevo Società Benefit e IM Servizi. Come sempre ringraziamo tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i moltissimi partner e media partner che ci stanno aiutando a rilanciarla in tutta Italia. Ci troviamo a Padova all'interno del Barco Teatro, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Come ormai sapete molto bene, esiste un sito dedicato a questo evento, il sito si chiama www.cambiogiocou6.it. Nel sito trovate tutti i materiali promozionali e l'intero programma, ma soprattutto restano in questo sito a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli incontri con i nostri relatori, compresi quelli delle due edizioni precedenti. Quindi ringraziamo le moltissime persone che ci stanno seguendo da tutta Italia, vi invitiamo a rilanciare ancora una volta i nostri eventi sulle vostre pagine, sui vostri canali social e anche ad interagire con noi commentando le dirette e utilizzando il numero in sovraimpressione che vi daremo a breve. Ringraziamo anche le persone che sono presenti in sala e ringrazio anche il dottor Giovanni Greco che è qui presente come ospite sul palco, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'UL7 Pedemontana, che al termine della relazione del nostro esperto di oggi pomeriggio ci aiuterà a fare una prima riflessione ed eventualmente potrà porre una prima domanda. Benvenuto dottore, grazie di averci raggiunti a Cambio Gioco. Passo ora la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Barbara Battocchio, che è dirigente psicologo UL6 Euganea ed è membro del comitato scientifico di Cambio Gioco. Benvenuta dottoressa, grazie. Sì, grazie, benvenuti a tutti i presenti e naturalmente benvenuti a tutte le persone che sono online. Io dico un po' i numeri ogni volta, quindi anche oggi ci tenevo ad aggiornare un po' con il numero delle persone che in questi giorni ci hanno seguito.
non solo in presenza ma anche in diretta. Quindi a questa mattina siamo arrivati a 6.096 persone. Quindi queste persone ci vedono da tutta Italia e questo è un grande rinforzo per il nostro lavoro. Questo ci dice che l'interesse per la cultura, l'interesse per una cultura che ci nutre le nostre possibilità di crescere come individui, come persone, di crescere nella salute, è una cosa sentita trasversalmente. E oggi, visto che è l'ultima giornata, mi sento di fare dei ringraziamenti, visto che con oggi finiamo, non solo ai colleghi che ci hanno permesso di essere qua tutta la settimana portando avanti il lavoro nei nostri ambulatori, ma volevo dedicare un ringraziamento particolare ai ragazzi che con noi hanno costruito questa settimana, e quindi ringrazio Simone Giotto di Alter Evo Società Benefit, i ragazzi di IM, quindi Andrea Maroelli, Federico Campodall'Orto, Elisa Maset e naturalmente come non ringraziare Marco Napoletano che ringrazia per essere stato chiamato ragazzo. Assolutamente, che abbiamo visto tutti con quanta maestria ci accompagna in tutte queste dirette, riuscendo a tessere le fila dei discorsi di tutti i nostri esperti e anche a continuare a tenere in collegamento le persone online con i pensieri che ci costruiamo qui. Quindi io chiudo, vi ringrazio e lascio la parola al prossimo saluto. Ringraziamo la dottoressa Battocchio e ringraziamo anche il dottor Michele Resina, che è il presidente del coordinamento veneto delle comunità terapeutiche. Grazie dottore per essere qui a Cambio Gioco. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io, mi unisco ai ringraziamenti per questo invito. Porto volentieri il saluto del coordinamento. Il Covest è un coordinamento che mette insieme 21 enti gestori nella Regione Veneto, sono enti accreditati che gestiscono più o meno 90 servizi all'interno del territorio regionale. Ecco, la mia presenza qui in questo momento è nel unirmi e portare anche un pensiero di condivisione sui tanti temi che sono stati affrontati in questa settimana di sensibilizzazione sul gioco d'azzardo e sui comportamenti patologici legati alle dipendenze. Non vi nascondo che questi temi rappresentano una grossa preoccupazione anche all'interno dei nostri servizi. Ci troviamo sempre di più ad affrontare situazioni che sono, come dire, meno storicizzate. Ormai abbiamo smesso di classificare le dipendenze primarie dalle dipendenze secondarie e a volte ci chiediamo se tutti quei comportamenti a rischio che trasversalmente toccano persone che accogliamo all'interno dei nostri servizi e che magari hanno anche delle dipendenze storicizzate siano più o meno pericolosi di quelle dipendenze che abbiamo conosciuto in passato. Ecco, detto questo, noi crediamo e quindi condividiamo questo percorso che è stato fatto questa settimana, che ha visto sostanzialmente da parte vostra un'attenzione ad aumentare quella sensibilità e quella conoscenza dei fenomeni, unitamente al fatto di promuovere dei comportamenti per la salute, quindi tutto il tema della prevenzione. A noi sta a cuore anche il poter provare, sperimentare ed intercettare quelle modalità di cura e di trattamento, soprattutto per quelle persone e quelle famiglie che avviciniamo anche all'interno dei nostri servizi e che sono portatori di difficoltà, di disagi e anche di grandi sofferenze. Finisco per condividere un pensiero, so che è stato, come dire, ribadito in più occasioni. Io ho avuto modo di collegarmi ad alcuni dei vostri interventi questa settimana e il tema del riuscire a fare squadra, riuscire a fare rete sui territori, ecco, io credo che questo sia una strategia sulla quale non dobbiamo perdere né tempo e dare il giusto risalto, la giusta attenzione. La sinergia tra servizi pubblici e servizi privati è stato un pilastro portante nella definizione
delle strategie di intervento nel secolo scorso. Gli anni 80 gli anni 90 hanno visto definirsi anche nei nostri territori, ma non soltanto nel territorio regionale nostro, ma anche a livello nazionale, una compartecipazione fra servizi pubblici e servizi privati. Ecco, io penso che questo pilastro, che mette insieme le migliori risorse, debba essere non soltanto mantenuto ma anche rafforzato. Quando parliamo di privato sociale, io ho assistito ieri a delle testimonianze davvero belle da parte della famiglia degli anonimi, sono state portate in questa sede. Ecco, io credo che quella sia, come dire, siano esperienze che vanno sicuramente integrate con quelle che sono le esperienze che portano le comunità terapeutiche e con quelle che sono, come dire, le attività importantissime che vengono svolte nei diversi dipartimenti. L'ultimo auspicio è che ci sia anche una direzione politica che ci aiuta in qualche maniera a tenere attenzionati questi temi. Abbiamo bisogno di altrettanta chiarezza, a volte facciamo fatica ad intravederla. Sul tema del gioco d'azzardo, ecco, credo sia ormai un tema sul quale abbiamo posto attenzione ormai da alcuni anni. Credo sia davvero necessario che anche da un punto di vista di amministrazione politica ci sia non soltanto l'attenzione a tenere alto il livello di presidio sul tema, ma anche a stanziare quelle risorse che permettono davvero di avere una stabilizzazione di quegli interventi che altrimenti possono in qualche maniera portare ad un rallentamento, insomma, ecco, dell'attenzione su questi temi. Ecco, io credo che paghiamo un po', come dire, la disattenzione negli ultimi 10 anni sul tema della prevenzione. La prevenzione ha subito negli anni, come dire, una mancanza di attenzione e forse oggi, con questo dilagare di situazioni che ci sfuggono un po' di mano, ecco, io credo che ne paghiamo anche un po' le conseguenze. Ecco, detto questo, io veramente ringrazio il CERT di Padova, con il quale le nostre realtà collaborano, ringrazio l'azienda ULS di Padova e mi compiaccio per questo evento, che è davvero un evento che a parere mio potrebbe essere in qualche maniera esportato anche in altri territori, e auguro a tutti una buona continuazione, ringraziandomi davvero per questo invito. Grazie a lei, dottor Resina. E allora ci addentriamo nell'incontro odierno, il cui titolo è Dalla disattivazione all'attivazione, ricostruire biografie di senso. Abbiamo con noi una gradita presenza, per la terza volta a cambio gioco, il dottor Sergio Sorgi. Grazie per averci raggiunti qui, lo accogliamo con un applauso. Dopo. Lo facciamo anche dopo, ma intanto ce lo lasci fare, per il piacere di averla ancora qui a portare i suoi preziosi contributi. Sergio Sorgi è sociologo, è esperto di welfare ed economia personale, è fondatore di Progetica e presidente di Equa, impresa sociale. Sviluppa percorsi di educazione finanziaria di qualità in Italia e all'estero in collaborazione con pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore e imprese. È inoltre autore di diversi libri, tra cui, ricordiamo, Guida all'educazione finanziaria. Ecco, prima di lasciargli la parola, io ricordo a tutte le persone che ci seguono da casa che siamo molto contenti di interagire con voi e quindi ci aspettiamo come sempre i vostri commenti sulle pagine, sui profili social da cui trasmettiamo in diretta, ma anche attraverso il numero dedicato a cui potete mandare dei messaggi WhatsApp e che vedete in sovraimpressione, il 370-318-6802. A questo punto non mi resta che augurare a tutti buon incontro e lasciare la parola a Sergio Sorgi. Grazie, grazie dell'invito. È vero, è la terza volta che vengo ed è quasi, senza quasi, è immeritato il garbo che ci destinate, anche perché io sono stato definito un palombaro sociale, che mi piace, cioè sono semplicemente uno che con tante altre persone trova e cerca delle storie. E anche oggi, se ce la faccio, quello che vorrei raccontarvi è una storia di storie, cioè che cosa noi stiamo vedendo in questi mesi, in questi anni, da un punto di vista che non è necessariamente giusto, ma che è un punto di vista di chi ha curiosità e desiderio di andare in giro e sentire un po' che cosa succede. Probabilmente la prima cosa che devo dire è che
al centro del mio intervento c'è la sincronia, cioè cominciare un po' a capire che cosa cambia, che cosa si muove in questo posto strano che abitiamo. La mia relazione è abbastanza semplice, nel senso che prima facciamo un piccolo salto nei dati, vi porto 5 o 6 dati per vedere un po' che cosa vediamo, poi cerchiamo di capire se c'è in giro malessere o benessere e se valga la pena di spostarsi da un punto di osservazione a un altro. Poi ci interroghiamo un po' sulle cause e facciamo un viaggio in 6 cause che possono generare alcuni comportamenti e finisco con alcune riflessioni e sintesi. Questo è il programma di oggi. Ho esattamente 42 minuti e quindi inizio senza ulteriori indugi. Allora, cominciamo con qualche dato. I primi dati sono i dati sul gioco. I dati sul gioco credo che li conosciate bene. Io non capisco i numeri troppo grossi, mai, e quindi li divido per il numero degli italiani, così ho una fotografia pro capite che mi aiuta, perché oltre 6 zeri non riesco proprio a orientarmi. Ho visto che nel 2024, se prendiamo i 168 miliardi di euro stimati in giochi, divisi per il numero di abitanti italiani compresi neonati e credo che ci siano 5 persone che hanno più di 110 anni in Italia, quindi compresi loro. Quando dico credo è vero, cioè faccio finta di ma i dati sono molto precisi su questo. Quindi dividendo questi 168 miliardi stimati per il numero di abitanti abbiamo 2.868 euro a testa di gioco. Il record, lo sapete, è in provincia di Padova perché è ad Anguillara Veneta. Benissimo, allora non c'è bisogno che vi ricordi che ci sono 4.161 abitanti e che prendendo solamente coloro che hanno fra 18 e 74 anni, la media di gioco anno è di oltre 13.000 euro. Però attenzione, voglio subito essere nitido, io non sopporto il biasimo, no? Quindi non è che vi porto dati per dire no, calma. Qui il nostro compito è quello con ago e filo di capire che cosa sta succedendo, no? E in qualche maniera, senza supponenza, però, aiutare le cose a cambiare. Però questo è il primo dato. Vi dico 6 cose più o meno scomposte e poi le metto insieme. Un altro dato che sembra molto distinto, ma secondo noi è abbastanza simile, è quello di quante persone in questo paese si rivolgono a maghi e cartomanti. Abbiamo in Italia 33.000 persone ogni giorno che si rivolgono a maghi cartomanti, anche qui ho diviso perché ve l'ho già detto, fanno più o meno 4.000 persone l'ora, significa che nel tempo che noi passeremo insieme 4.000 concittadini sentiranno la necessità di andare da un mago o da un cartomante. Abbiamo in Italia 120.000 commercialisti e 155.000 maghi e cartomanti. La spesa media si stima che sia di 8 miliardi e mezzo, però anche se qui non ho esperienza diretta, mi hanno spiegato che non sempre il mago fa la fattura e che quindi potrebbe esserci un 98% di sommerso che guardo con rispetto. Qui siamo in Veneto, si stima che ci siano 35.000 clienti e 18 milioni di euro di spesa, però ripeto, moltiplicatelo per 50, date queste ipotesi sul sommerso, e abbiamo dei numeri che fanno abbastanza impressione. Quindi si gioca tanto, si va dai maghi più che dai commercialisti, non ho in realtà le statistiche su quanti commercialisti sono maghi e quanti maghi sono commercialisti, quindi perdonate la semplificazione. Dopodiché, come si diventa ricchi? Si diventa ricchi speculando, no? Facendo dei piccoli investimenti di 1 minuto, 3 minuti. C'è una normativa europea che impone alle piattaforme speculative di evidenziare il numero di investitori che perde soldi. Ho preso le 1, 2, 3, 4 piattaforme più diffuse in Italia e chi quest'anno ha perso soldi giocando al piccolo speculatore varia dal 69% la piattaforma più virtuosa all'82,12% la piattaforma meno virtuosa. Non è colpa degli strumenti, ma di questa ricerca incessante di scorciatoie nella quale si è un po' persa l'idea che lavorando, studiando, faticando, impegnandosi si possa ottenere qualcosa. Sgombro subito il campo, non è la solita cosa piagnona degli italiani, perché il 28% dei cittadini americani ritiene che il modo migliore per passare una pensione decente sia vincere alla lotteria. Quindi anche qui abbassiamo il biasimometro e cerchiamo di capire che cosa succede. Quarto dato, siamo discretamente isolati. Perché siamo isolati? Perché il film contemporaneo dice
ma tutto sommato lavora da casa, così sei smart, fai la spesa da casa, così basta un indice e puoi comprare, fatti portare il cibo a casa da qualcuno che pedala perché così non fai fatica. Mi hanno detto, ma non le ho viste, quindi su questo no, su questo sono molto, molto dubitativo, che le più moderne microcase non hanno neanche la cucina perché cucinare in fondo. No, vabbè, insomma, non è neanche un dramma, però significa che i comportamenti anche qui cambiano molto. Ho prenotato una visita medica qualche tempo fa e c'è ormai la possibilità di essere visitati a domicilio. Nel senso che ti fai una foto, la manda il farmacista, che la manda al medico, che la rimanda al farmacista, che la rimanda a te, che ti dice che cosa prendere. Va bene, non mi stupisco neanche di questo, però in tutto questo ho fatto, e mi ha colpito molto, la prima riunione della mia vita con ChatGPT Vocal. E no, è interessantissimo. Cioè abbiamo messo il telefono in tavolo, abbiamo detto a questa, non so come chiamarla, perché è sicuramente artificiale ma non è intelligenza, gli abbiamo detto per favore ascolta quello che diciamo, no? E poi dacci un parere, però non interromperci. È stata molto disciplinata, non ci ha interrotto, alla fine abbiamo chiesto un parere. Alla fine del parere abbiamo chiesto se poteva sintetizzare quello che avevamo detto, è uscita una sintesi molto interessante, abbiamo chiesto se poteva aiutarci a comunicare questa roba, ci ha dato gli spunti comunicativi, poi abbiamo chiesto per favore puoi farci la trascrizione Word e dei dati puoi farci una tabella, ci ha fatto una tabella e abbiamo chiesto me la metti in Excel per favore perché faccio fatica e abbiamo un Excel. Esito, non è intelligente perché noi ci siamo persi la voglia di studiare che cos'è l'intelligenza, no? Che è esperienza, che è scartavetrarsi, che è impegno, che è fatica, che è creatività, ma tutta questa roba bisognerebbe leggere Cartesio o Gilbert Ryle e non è più aria, e quindi chiamiamo intelligente ogni cosa che dia una risposta stupida e assecondante a una domanda che forse non è intelligente, ma va bene così. Ripeto, il tema non è il biasimo, ma sta succedendo un sacco di roba. In tutto questo, lo sapete, c'è un problema generale di lotteria della nascita per il quale anche nelle città italiane la speranza di vita varia di 3 o 4 anni in funzione del quartiere nel quale nasci, le persone questo lo sanno perché l'ascensore sociale non c'è e se nasci in una famiglia bassa scolarità o, secondo altri studi, con pochi libri in casa, il tuo destino in qualche maniera implicherà delle rincorse maggiori di chi ha tutto questo. Ci sono 1000 dati al mondo, la città del Messico a Torino, che legano la speranza di vita al reddito e alla ricchezza familiare. E l'ultima cosa sulla quale ho riflettuto molto e che mi ha colpito è che in tutto questo non c'è nessuna spensieratezza. Ho fatto l'altro ieri mattina un convegno con dei medici pazzeschi che si occupano dei ragazzini, ne ho derivato che il 14,8% dei ragazzini o bambini italiani fra 11 e 15 anni di età soffre di insonnia. Ho preso volutamente questa età perché è l'età nella quale tu ti aspetti meno crisi, meno ansie. Abbiamo incontrato gli studenti universitari 2 settimane fa e ci hanno detto dateci una mano a sistemare i conti, però per favore tenete in conto che noi siamo pieni di ansie. Non voglio fare il vecchietto di cantiere, che è un mestiere che non mi si addice, ma io a 12 anni non ero tanto pieno di ansie, no? A meno che quando giocando a calcio rompevi i pantaloni nuovi e tornavi a casa, sapevi che tua madre non sarebbe stata esattamente orgogliosa di te, però non era un'ansia di carattere ontologico metafisico, era una roba che ci sta, no? Nel grande gioco della vita e tutto sommato te la cavavi. Allora, e faccio una prima sintesi, ma che c'entra? Il fatto che la lotteria della cicogna, se nasci vivi poco, il fatto che sei isolato, che giochi tanto, che vai dai maghi, c'entra perché secondo noi si è proprio sdrucito il rapporto di causalità fra l'impegno e i risultati. Ed ecco il titolo dell'incontro di oggi. È come se le persone avessero detto, ma sai che c'è? Siccome non è la fatica, l'impegno, lo studio, il lavoro che mi rende stabile, ma sono i casi della vita, allora io mi affido al caso. E quindi gioco, e quindi vado a Silvano Mago di Milano, e quindi cerco, perché se tutto è così, no? E alla fine fa carriera il cugino del direttore generale e non io, perché allora sapete che c'è, no? E questo è qualcosa del quale dobbiamo tenere conto. C'è in giro un grande disimpegno che è inutile rendere tanto alieno riguardo al caso di ognuno di noi, perché siamo affaticati. E quindi l'altro ieri mattina alle 6 mi è arrivato un paper sui child free, che sono i ragazzi fra 25 e 34 anni che non hanno nessuna intenzione di avere un figlio.
In Italia il 40% delle famiglie è fatto da 1 o 2 genitori più un figlio e il 56% delle famiglie ha un gatto o un cane. Perché? Perché il cane quando torni scodinzola sempre, tuo figlio no. Perché è meno impegnativo portare a spasso il cane che tua figlia con la quale devi parlare e devi ricostruire dei rapporti, delle narrazioni, del senso che sono impegnative. È più impegnativo accarezzare tua moglie o tuo marito che il tuo cane o il tuo gatto. Non c'è da criticare, c'è da capire che c'è una fatica di fondo che genera dei comportamenti che noi in qualche maniera dobbiamo, ma non modificare, ma aiutare le persone quantomeno a fare sì che sia un fattore di consapevolezza e quindi far sì che ciascuno possa fare delle scelte non per automatiche, ma in qualche maniera. Guardate, sì, lo so, io vi sto guardando e lo so, il problema è che ogni anno io vengo qua e vi metto ansia, che non è una cosa bella da dire, no? Quindi cercherò di migliorare nel corso del tempo, perché sennò giustamente alla fine non mi invitate più e io mi mortifico, avvilisco e egoferisco. Allora, veniamo a noi. Che succede in tutto questo? Succede quello che vi ho detto, ma se le faccende sono così dobbiamo ragionarci. Se l'idea è che il risultato è staccato dall'impegno, se l'idea è che tutto sia subito e che subito sia tutto, attenzione, non si tratta, ed è il leitmotiv di oggi, non si tratta di riparare, si tratta di costruire delle condizioni diverse, perché tu non ripari. E come dice un vecchio proverbio africano, ciba un uomo e avrà di nuovo fame, no? Non devi togliere l'effetto, ma dovremmo lavorare sulle cause, che è la cosa più difficile, anche storicamente. Ok, però veniamo a tutto questo. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di star male, stiamo parlando di malessere diffusissimo, il che ci spiega anche come mai è tanto diffusa la narrazione sul benessere, ormai tutti si parla di benessere, perché? Perché manca il benessere e questo mancare di benessere ci fa pensare un po' o capire anche su che cosa potremmo lavorare e qui il riferimento probabilmente più autentico è l'Organizzazione Mondiale della Salute, che come sapete, ma se non lo sapete lo saprete fra 20 secondi, ha nel corso del tempo modificato la definizione di salute perché fino a qualche decennio fa era l'assenza di malattie o infermità, mentre adesso è diventata una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale. Si dice che la salute è un capitale che permette alle persone di essere attive nei normali contesti di vita e di lavoro, allora trasportiamolo su di noi. Il tema non è solamente ridurre o mitigare l'assenza di comportamenti o di dipendenze o di comportamenti compulsivi. Il tema è lavorare sulla costruzione di senso e di benessere delle persone perché possano non avere la necessità o il bisogno di arrivarci. Sì, bravo, ma come si fa? Anche qui ci aiuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità perché dice, diciamo che anche qui le strategie per portare benessere alle persone sono 4. La prima è l'educazione. L'educazione significa aumentare la capacità dei soggetti di procedere verso migliori livelli di benessere, la seconda è la prevenzione, che non va sottovalutata, la terza è la tutela, che significa creare degli ambienti, e la quarta è la cura. Ecco, sospetto che non è un sospetto, insomma siamo tutti un po' più bravi a cercare le cure che a ragionare sui primi temi, perché siamo cattivi? No, perché siamo stati un po' abituati a fare questo, no? a sentirci bene perché ripariamo, ed è più semplice sentirsi bene perché si ripara piuttosto che prendersi su spalle, che sono già abbastanza a bottiglia, l'impegno di costruire mondi diversi. Lo dico col sorriso, però sono abbastanza convinto che la sfida sia questa per tutti noi, perché altrimenti tu avrai semplicemente che togli il primo della fila, ma mentre tu togli il primo si aggiunge un ultimo e diventa una roba che è quella che sapete. Che significa educare? Significa lavorare sulle persone. Educare non è insegnare, educare non è erudire, educare è sedersi a fianco sapendo che l'esito dell'educazione non lo sai, perché l'educazione è insieme, uno ad uno, e ogni volta nasce una cosa che non ti aspettavi. Educare significa per noi spiegare gli effetti del gioco sia a livello personale che a livello collettivo, significa capacitare le persone, quindi renderle capaci di costruire i loro percorsi alternativi, significa lavorare sugli atteggiamenti, e gli atteggiamenti vuol dire lavorare sui valori, non i valori miei, i valori di coloro che li
portano, e significa anche se un po' sottovalutato, lavorare sulle intenzioni. Le intenzioni sono i motivi che fanno sì che la consapevolezza diventi scintilla. La prevenzione sapete che cos'è? Qui ci sono infiniti studi che dicono e ci dicono siamo un po' attenti ai piccoli segnali, perché delle volte si può capire un po' prima che cosa succede. E quindi nel gioco questo vuol dire che se una persona è molto irritabile o ha grandi sbalzi di umore, forse è bene starci un po' attenti, no? Se c'è l'isolamento, che è un altro dato abbastanza evidente, insomma l'isolamento non va sottovalutato perché ci sentiamo responsabili di quello che accade, ma va in qualche maniera accolto. La trascuratezza degli impegni, il fatto di mentire, no? La gestione anomala del denaro, i piccoli prestiti, i piccoli flussi, nascondere un po' quello che succede, accumulare multe, sono tutte cose che noi non valutiamo appieno, non perché siamo disattenti, ma perché pure noi siamo umani, eppure noi abbiamo le nostre ansie, eppure noi siamo imperfetti. E caricarsi, no, la traduco semplice, noi stiamo vedendo in giro un malessere pazzesco, che va al di là dell'età, al di là dei generi e all'età delle vecchiezze. C'è un malessere diffusissimo. Sto malessere, sta incertezza, poi parleremo di incertezza adulta, ma ci vado subito. Sta incertezza, questo senso di indeterminatezza è tale che se tu la sera torni a casa che non sei stato mandato a quel paese da tuo figlio, non sei stato licenziato, non sei stato investito in una macchina, il cane non ti ha morso e non hai divorziato, ti sembra già che di aver diritto a una standing ovation di tutti i condomini in cortile, che bravo, ce l'hai fatta, sì, va bene, però questo premio che ti attribuiresti per il semplice fatto che hai passato una giornata normale, e poi non è che c'hai tanta voglia quando si apre la porta di casa di riprenderti in carico le cose che vedi, ma che francamente mi sono capito, credo, e non devo andare oltre. Ok, quindi dovremmo un po' stare attenti, non per farci carico delle colpe del mondo, ma perché ci sono dei segnali che potremmo vedere. E poi ne parliamo un attimo. L'ascolto e l'empatia sono importanti, non sono etichette, ma sono momenti fondanti del nostro lavoro. Tutela. Tutela significa che cosa? Significa creare ambienti favorevoli. È una cosa difficile, perché significa ambienti favorevoli dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico. Significa creare ambienti con reti di relazione. Scusate, è una formula che uso malvolentieri, rete di relazione, perché la usiamo sempre, ma io mi chiedo se sono così capace poi di crearle queste reti, oppure se non finisco anch'io con le cosiddette camere dell'eco, nelle quali vedo solamente la gente che dice quello che dico io, che ha studiato quello che ho studiato io, che la pensa come me, e questo mi rinforza nel fatto che siamo tutti veramente buoni. Non è questa la rete di relazione, no? La rete è un nodo che getta fili, che mi incontra un altro nodo che ha un altro colore. E poi, cruciale, c'è il tema della progettualità. Non si crea un ambiente favorevole se non c'è un progetto. Dovremmo creare dei progetti. Ci torno sopra, ma se io non vado da nessuna parte, perché le persone che vivono vicino a me con disagio dovrebbero aver voglia di andare con uno che non va da nessuna parte? E questo vi coinvolge tutti, perché coinvolge anche noi. Quanti di voi hanno progetti di vita a 1 anno, 3 anni, 5 anni? Non ve lo chiedo perché siete gentili, ma è questo, no? Cioè abbiamo un po' tagliato i ponti col futuro e quindi ci accontentiamo, come dicevo prima, di vivere all'istante. Siamo in marzo? L'orizzonte temporale medio degli italiani è le vacanze estive, sulle quali cominciamo a fare qualche pensiero. Settembre sembra il 2100 e il 2100 sembra il 4000. Questo cozza con la meraviglia di questo paese, che invece è stato costruito da persone che erano capaci di vedere nel futuro. Io ieri mattina mi sono svegliato a Roma, sono passato al Colosseo, ieri sera ho cenato a Torino, sono passato dai ponti del Po che sono bellissimi, questa mattina ero a Venezia, oggi sono qui, vivo nel bello e nella meraviglia, perché viaggio con il mio tappeto volante Freccia Rossa in un paese nel quale persone meravigliose hanno costruito cose che non avrebbero mai visto nel completamento, ma non gli interessava perché vedevano con i nostri occhi. Quando tu perdi queste cose, gli ambienti non sono favorevoli perché sono treni senza destinazione, viaggi senza traiettorie,
Questo, scusate, poi ci torno, ma non importa perché poi non ci torno perché il tempo è poco, quindi lo dico adesso. Deve essere però abbinato a una cosa importante che è la leggerezza. Ci torno poi sopra quando parliamo di ansia, però dovremmo anche essere un po' desiderabili. Noi siamo molto attenti a quello che desideriamo, ma noi siamo desiderabili. Cioè portiamo in posti belli, facciamo ridere gli altri. Progettualità è farsi queste domande qui. Non che bello quello là mi diverte, ma io sono divertente, ma io sono imprevisto, sono inatteso, sono portatore di meraviglie, di stupore, oppure sono copia e incolla di una roba che il giorno della marmotta perché sono così affaticato che non vado da nessuna parte. Ve la faccio breve perché noto che l'ansiometro ha superato quota 50 e quindi procedo serenamente. Sulla cura non dovrei dire niente, ho da dire un sacco di roba. Ma quale cura? Ci sono cure... Primo, lavoriamo sulle persone e sulla rete. Vecchissima discussione, psicologi, sociologi, lasciamo perdere. Qual è l'approccio migliore? Quello neurologico, quello farmacologico, quello quale? E per far star bene una persona che si fa? Si insegna ad adattarsi e quindi impara ad apprezzare l'ambiente nel quale stai e ad apprezzare l'oggi, o si insegna a trasformare, quindi ti aiuto per andare oltre e a guardare il domani. Avete già colto qual è la mia posizione? Non la evidenzio perché non è vera o giusta, ma se la legate al Colosseo e a Padova, io credo che noi dovremmo andare oltre, avere questa capacità, no? di disegnare. Però è una tesi che non è vera, spesso vengo criticato e biasimato perché si dice ma no, lascia stare, no? Aiutiamo le persone a vivere giorno per giorno e ad adattarsi al loro contesto. La scelta sta a voi, ma ci siamo capiti. E allora qual è l'esito? L'esito è un po' quello che vi ho detto, possiamo riparare? Sì, però sinceramente è un po' come inseguire i fantasmi. No? Ripari, metti un cerotto, ma è come mettere i cerotti sulle dighe. Sì, si può fare. Probabilmente è anche un po' la storia, anch'io ho un'impresa sociale, sono nel terzo settore, però è così che me la cavo, no? Cioè continuando ad essere contento perché ho aggiustato un pezzo, ho aggiustato una situazione, ho aggiustato una persona. Sì, va bene, io credo che dobbiamo un po' metterci in testa di fare di più, che è una roba bellissima in termini sociali, perché ci dà in carico la costruzione di un ponte, non solamente no, la riparazione di un momento, ma la creazione di luoghi, di spazi, di senso. Sappiamo farlo, non lo so, però devo dirvi la verità, sono convinto che dobbiamo fare sta roba qua, che dobbiamo porci come un aggregatore positivo di senso, perché altrimenti facciamo fatica. Va bene, ma da dove derivano tutte queste cose? E perché c'è questo malessere? E qui i temi ci sembrano 6, breve terminismo, ansia, sfiducia, solitudine, indecisione e assottigliarsi degli strati intermedi. Cito un dato per ciascuno così mi spiego un po' meglio e vi porto proprio una ricognizione di quello che stiamo vedendo in giro parlando con tante persone. Non è un vanto, ma io vedo 40.000 persone l'anno e siccome non vedo niente, questa gente mi racconta delle storie e io sono proprio colpito dalla meraviglia, della vastità delle storie che le persone hanno voglia di raccontarti se sei capace di tirarle fuori. Noi siamo veramente convinti che ci sia un malessere in giro pazzesco, però siccome deve essere perfetto, il malessere non si rappresenta e quindi in apparenza siamo tutti perfetti. Secondo noi, se qualcuno di noi è in grado, no, di portare a livello fenomenologico questo nascondimento che è il malessere di tutti e quindi portarlo dalla vergogna alla riflessione, dalla vergogna alla rabbia, dall'individuo alla collettività, facciamo un lavoro fantastico, ma è difficilissimo, perché il fallimento non è un'opzione, perché pubblicamente dobbiamo essere belli, tartarugati, intelligenti, ma anche simpatici, performanti, alti ma non troppo e della giusta età che non c'è mai, perché sei sempre troppo giovane o troppo vecchio. Quindi è un compito difficile. Va bene, quali sono quindi le cose che dovremmo avere in cura? La prima cosa è il breve terminismo, lo sapete, l'abbiamo già detto, non c'è un orientamento al futuro. Siamo disattivati, cioè non pensiamo al futuro.
Ci imbrogliamo un po' con la cronofrenesia. Sapete chi sono i cronofrenetici? Io invece vi guardo e vedo cronofrenetici. I cronofrenetici sono quelli che non guardano il futuro perché si autoimbrogliano gentilmente riempiendosi l'agenda di cose che mi impediscono sempre di pensare, perché non posso contemplare, non posso fermarmi, perché purtroppo giovedì sono venerdì, ecco quella roba lì, no? Che facciamo involontariamente, cioè ci riempiamo la vita di tattiche per impedirci di fare strategie. Posso lasciarvi un primo elemento di utilità? Guardatevi le agende e ritagliatevi del tempo per pensare. Pensare. A cosa? Niente. Pensare. Chi sono? Dove vado? Che cosa sto facendo? Se sto seguendo le mie traiettorie? Fra 3 anni che cosa voglio essere? E se voglio essere quella roba fra 3 anni, fra 2 anni dove devo essere? E fra 1 anno? E fra 6 mesi? E fra 1 mese? La cronofrenesia, che come intravedete dalla passione è un mio male, è quella roba che ti... per ansia, per non dire mai di no, per sentirti performante perché sei richiesto, perché c'hai... No, è quella roba lì un po' adolescenziale. Va bene, ho chiuso. Alcuni altri non vedono il futuro perché sono nostalgici, la maggior parte, se vi ricordate l'ho già citato, oggi purtroppo è rappresentata dai distopici. I distopici sono quelli che dicono che nel futuro le cose andranno veramente male. Ok, no, scusate, male. Posso dire una roba che è un po' gergale, che in Genere 21 non si dice, ma posso dirla? Io ho 2 figli. La figlia più piccola, adesso non posso neanche usare i soprannomi perché poi in TV mi vedono si arrabbia, però ho 2 figli, non vi dico niente. Mia figlia più piccola lavora all'estero per una multinazionale, va bene, non importa, e siamo andati a trovarla in questo ufficio bello con ragazzini di 50 paesi, tutti i continenti, la meraviglia, no? Abbiamo chiesto dov'è la nostra figlia e l'hanno detto gli italiani, sì, gli italiani ci stavano indicando dove sono gli italiani, poi ho detto no, ma guarda, non c'è bisogno che ve li indichiamo, fanno questi ragazzini di altri paesi, perché gli italiani si sentono, e tu dici, cosa vuol dire sentono? Sì, li sentite? Perché gli italiani dicono sempre e solo che palle. E no, la cosa mi ha colpito, perché in che senso? Ho detto, ma perché qua quando fa freddo noi siamo contenti che c'è l'inverno, ma gli italiani sentono che palle fa freddo. Poi finalmente smette il freddo e noi siamo contenti che arrivi la primavera. E gli italiani, però che palle, siamo venuti... Allora, no, ma prendetela come cosa seria, che io so che riconoscete nei vostri contesti, perché siamo... Fate il gioco che non è un gioco, non si fa, ma non ditelo a nessuno, di ascoltare i frammenti di conversazione delle persone che passano per strada al telefono o in autobus. La gran parte sta parlando male di qualcosa o di qualcuno. Allora, ripeto, siamo umani, siamo belli, siamo imperfetti, senza la torre di Pisa sarebbe un disastro e va bene, però alcune piccole cose dovremmo ripararle. La distopia, se l'avete, non c'è bisogno di andare dal dottore che cura la distopia, però sappiate che non mette in giro niente di buono, quindi potremmo evitarcela. Come si contrasta il breveterminismo, la distopia, la retrotopia, la cronofrenesia e tutte le altre cose che non vi dico? E cominciando a disegnare il futuro. E disegnare il futuro non vuol dire trascinare la quotidianità dolente pensando che tutto va male oggi e andrà male per 114 anni perché siamo pure longevi, ma significa, come dice Auger, inaugurare. Inaugurate il futuro. Prendete un foglio bianco, i pastelli colorati e cominciate a disegnare che cosa volete essere da grandi. Ho curato immeritatamente il più grande laboratorio italiano di ricerca sui futuri remoti, la persona con le immagini più straordinarie sul futuro, è un filosofo che oggi ha 91 anni. Non ho mai visto dei lampi di luce così forti sul prossimo secolo, cioè non è una questione anagrafica, è una questione proprio di avere voglia di giocare col proprio tempo, che è una roba meravigliosa. Ok, dovremmo ritornare a immaginare, l'immaginazione non è fantasia, ma non ho il tempo per dirvelo. Quando dicono tempo per dirvelo sono piccoli trucchi per farmi rinvitare l'anno prossimo, però non ditelo a Marco perché facciamo finta di niente. Ok, seconda cosa, siamo panofobici. Panofobici vuol dire che siamo pieni di ansie. Il 12% degli italiani ha paura di tutto, di stare a casa ma anche di uscire, di lavorare ma anche di non lavorare, di avere una fidanzata ma anche di non averla, di fare dei figli ma anche di non farli. Il dato non dice molto, ci sono però delle cose che fanno un po' impressione, perché alcune cose si capiscono. Ad esempio le donne hanno più paura degli uomini, non è per niente bello, ma si capisce, no? Abbiamo creato un mondo maschile e quindi c'è più paura. Quello che però fa impressione, perché siamo l'unica specie biologica al mondo
che soffre di questa cosa è che i giovani hanno più paura dei vecchi. Il 16% dei ragazzi ha paura contro il 10% degli over 65 anni. Questo vuol dire che noi stiamo facendo palesemente da tappo, i ragazzi percepiscono che stiamo consumando il futuro, non lo stiamo installando, ma mi fermo qui. L'ansia, e qui cito Bauman, ha almeno 3 dimensioni: l'incertezza, l'insicurezza esistenziale e la mancanza di sicurezza. L'incertezza riguarda il futuro, i cambiamenti sui quali non abbiamo nessun tipo di certezza. L'insicurezza esistenziale invece è il disagio identitario, cioè la paura che io non riesca a mantenere i miei standard, e poi c'è la mancanza di sicurezza, che è mancanza di sicurezza personale, contestuale, sicurezza fisica, psicologica. Qui è inutile che ve lo dica, i dati dicono che l'Italia è un paese sempre più sicuro, le persone pensano che sia sempre più insicuro, e quando, come dicevano i post-hegeliani, quando la teoria e i fatti non vanno d'accordo, tanto peggio per i fatti. E quindi noi continueremo ad aver paura di un mondo che non richiederebbe paura, perché il marketing della paura funziona. Siccome ovviamente non bisogna far vedere che siamo spaventati, noi siamo esattamente come le anatre sui laghetti dei nostri giardini pubblici. Spero che voi abbiate giardini pubblici e soprattutto che voi abbiate anatre, così riusciamo a comunicare. Come funziona? L'anatra è semplice, scorre sul lago in una maniera lineare perfetta. Come fa? Sotto le zampe annaspano a 1000, ma non le vedi. E questo è quello che accade, no? Noi siamo tutti lineari, perfetti, irreprensibili, eleganti, ben vestiti e anche sorridenti, ma sotto le zampe annaspano e fanno una fatica enorme. E questa è l'ansia. Come si esce dall'ansia? L'ho detto con un po' di leggerezza. La leggerezza di Calvino non è superficialità, ma è togliere peso. Cominciamo a togliere peso agli altri e a noi. Come si toglie peso? Innanzitutto non giudicando. E poi dando quella cosa che non so se dire, che si chiama affetto. Conoscete? Sono contento. Affetto. Abbiamo tutti un disperato, sfacciato bisogno di affetto. Diciamocelo, cominciamo dall'affetto, non costa niente, accarezzare tuo figlio dopo aver accarezzato il cane e i gatti, e gli farà piacere. Togliamo peso. Diciamo le robe come stanno, che male non fa. Un'altra cosa che dovremmo fare per togliere l'ansia è rimuovere i punti di dolore. I punti di dolore sono tutti quei granelli di sabbia che attraversiamo nella nostra vita. Dal più stupido, ho comprato una stampante e non riesco a metterci la carta, a quello più intelligente. Affronto una giornata, ma faccio fatica ad andare a lavorare, faccio fatica a ottenere risultati, faccio fatica a vivere senza palesare affetti, faccio fatica a vivere in un contesto nel quale nessuno mi dà fiducia. L'analisi dei punti di dolore è importantissima, perché la rimozione dei punti di dolore ci aiuta a rendere più fluidi il cammino della nostra povera anatra. Dovremmo anche noi stimolare quali sono gli effetti delle nostre comunicazioni, se quello che noi diciamo produce benessere o produce pena, evitare le solite robe, i commenti taglienti, di essere caustici, di essere pieni di sé, ma la finisco qua. Terzo tema, la sfiducia. Quando io incontro una persona nuova ho 2 possibilità. La prima è: mi fido di te, a meno che non mi dimostri il contrario. La seconda è: non mi fido di te, a meno che non mi dimostri il contrario. In Italia il 63% delle relazioni comincia con presunzione di colpevolezza, cioè non mi fido di te, a meno che non mi dimostri il contrario. Tutto parte con dei muri, abbattere i muri fa fatica, e quindi dovremmo imparare a dare fiducia, innanzitutto essere affidabili. Siamo affidabili? Sono affidabile? Abbiamo scritto un libro con 32 fiducie, quelle personali sono interessanti. Per essere affidabili bisogna essere empatici, coerenti, cioè non schizzati. Bisognerebbe non dire bugie. No, non diciamo tante bugie, diciamo 1 o 2 bugie bianche ogni giorno, mediamente. Le bugie bianche sono quelle tipo: è veramente bella la giacca che mi avete regalato. Intimamente mi fa orrore, ma trovo sgradevole dirvelo, e quindi dico che è veramente una bella giacca quella che mi avete regalato. Dovremmo essere competenti, dovremmo avere voglia di collaborare con le persone, dovremmo rispettarli. Rispettarli significa che un giovane non è uno che è sempre troppo giovane, che un vecchio non è uno che è rintornato, che una donna non è una che guadagna meno di un uomo, deve portare l'acqua minerali, o deve essere presente perché sennò non esibiamo parità, e tutte queste robe qui, e punto, si impara. Poi torniamo sull'empatia, che è importante.
Quarto dei miei 5 punti, 6 punti, la solitudine. La solitudine è impressionante. La solitudine è veramente impressionante. Non è fisica, è emotiva, affettiva, si è soli in famiglia, si è soli sul posto di lavoro, via dicendo. Qui il dato più inquietante secondo me è che il 55% degli italiani dice di non avere un vero amico. Il 55% è tanto, ma è tanto veramente. Quindi cominci a capire che le persone che in ufficio sono i tuoi amici, quando cambiano lavoro te le perdi, no? Che le persone a scuola con i bambini sono amicissimi, però quando i bambini vanno in scuola e altre te le perdi, e cominci a collezionare questi atomi che ti dicono, ma aspetta, no? Ma è una roba persistente oppure sono pezzettini di viaggio che fai e poi si spargono? Per contrastare la solitudine bisognerebbe fare un po' di cose. Sappiate che gli effetti della solitudine sulla mortalità, secondo Holston, Roberts, Barra e altri studi, la solitudine equivale a fumare 15 sigarette al giorno e ha effetti sulla mortalità maggiori dell'obesità e dell'inattività. Quindi, quando uscite di qua, siate amicali, perché questo fa bene alla vostra... No, questo già secondo me rende la vostra partecipazione qui utile, quindi ringraziate lui perché già è un'altra cosa che vi farà vivere di più e meglio. Sulla solitudine c'è la meravigliosa ricerca di Harvard. Harvard studia le stesse persone da 80 anni per capire che cosa rende le persone felici. La ricerca è finita, la continuano per inerzia, ma è finita. Il fattore che spiega la felicità è uno, ed è la rete di solidarietà umana con altre persone. Chi ha meno di 5 amici vive meno di chi ha più di 5 amici. E la ricetta della felicità è semplicissima. Questo implicherebbe un sacco di robe. Vuol dire che dovremmo imparare a perdonare, vuol dire che però, dai, non ho tempo, forse l'anno prossimo, quest'anno non ho tempo. Come si supporta la solitudine? Prima cosa con l'empatia. Ah, bella l'empatia, no, l'empatia è una meraviglia. Esistono 5 forme di empatia, ve ne cito 3. L'empatia cognitiva, dobbiamo imparare a capire come un altro la pensa. L'empatia affettiva, dobbiamo imparare a sentire come un altro sente, non con simpatia ma come, e poi l'empatia contestuale. L'empatia contestuale dobbiamo cercare di capire quali sono le esperienze, le culture che generano dei comportamenti. Essere empatici si diventa, non si nasce, cioè bisogna volerlo ma si può diventare. Ci sono delle storie di persone che hanno modificato le loro vite con l'empatia, è un tema bellissimo che va esercitato. Come si esercita l'empatia? Sedendosi in autobus vicino alla persona che istintivamente è la più distante del mondo dai nostri gusti, dai nostri modi di vivere e cercando dei motivi per i quali quei comportamenti che ci sembrano assolutamente inconciliabili invece possono essere stati generati. È uno sforzo bellissimo. E poi l'appartenenza. La solitudine si riduce con l'appartenenza. L'appartenenza, anche questa, quattro capisaldi. Bisogna cercare di costruire relazioni reciproche, approvare quello che fanno gli altri, siamo così incapaci di approvare quello che fanno gli altri, farli sentire parte di un gruppo, e poi ci sono le forme di socialità minore. Sono andato veloce sulle prime 3 perché queste qua sono carine. C'è uno studioso che si chiama James Clear, che studia le routine, poi ci torniamo, che dice, guardate, anche delle piccole cose hanno senso, però per dare senso alle piccole cose dobbiamo scendere dalle formulazioni astratte a quelle concrete. Ad esempio lui dice, è inutile che ti poni come obiettivo di migliorare le tue relazioni di coppia con la tua compagna. Poniti un obiettivo più piccolo, portarle il caffè a letto tutte le mattine. Fine. E poi va bene, c'è il fatto che facciamo fatica a decidere perché abbiamo paura di fallire, perché sentiamo le influenze familiari e poi perché siamo provinciali e sentiamo il giudizio degli altri come se sia pesantissimo. In Italia non si esce di casa se non si è ben vestiti, pettinati, eleganti, sorridenti, giocosi, e questa roba non va bene perché ti corrode. In tutto questo, ed è l'ultimo dei 6 punti, c'è il grossissimo problema che ci riguarda tutti, che è l'assottigliarsi degli strati intermedi, la disintermediazione.
Il mondo dice a tutti quelli che sono naturale ammortizzatore fra l'individuo atomo e le collettività, togliti di torno, perché io voglio gestire direttamente le persone. E quindi non c'è più il medico di famiglia. Ma per la miseria, ma io me lo ricordo, il dottor Spina, ero bambino, stavi male, non c'è problema, arrivava il dottor Spina. Era burbero, con la borsona, però si sedeva a casa, beveva il caffè, visitava tutti i bambini, poi lo guardavi che scriveva, chissà cosa scriveva, ma scriveva le ricette. Quella roba lì era importante. Adesso c'è solamente l'ospedale perché non c'è né il dottor Spina né il pronto soccorso. Non va bene. Non c'è più il piccolo negoziante, non c'è più l'impiegato di banca, non c'è più una voce umana che ti risponde no, non me ne parli. Non c'è più il baretto di quartiere, non c'è più manco l'amministratore di condominio, io c'ho l'amministratore di condominio online, non mi risponde mai. E allora tutto questo, delle volte sento, ma ci gioco, ma mi ferisce, sento che la mia condizione di esistenza pubblica è data dallo SPID o dalla firma digitale. E che se io non ho lo SPID o la firma digitale, no, ma cesso di esistere. Cioè mi sa che non posso fare più niente senza quello. Però io, adesso, mi vedete, sono un'altra cosa da uno SPID e una firma digitale. E se mi togliete tutti gli ammortizzatori faccio un pochettino di fatica. Va bene, veniamo alla fine però. Che cosa ci siamo detti? Ci siamo detti insomma, che c'è un po' di malessere, che dobbiamo capirlo, che il tema non è solamente ripararlo, ma anche di costruire altre cose e finisco con 3 stimoli. Che cosa potremmo fare? Secondo noi 3 cose. Costruire senso, generare abitudini e passare, che è difficile, dagli effetti alle cause. Cosa vuol dire costruire senso? Vuol dire che in tutta questa roba che vi ho detto, il tratto comune è che le persone hanno perso senso. Se io gioco, se io vado dal mago, se io... vuol dire che ho perso senso. E il senso è il significato, è capire che cosa davvero importa. Però attenzione, il senso non è il mio, il senso è quello degli altri. Vi ho portato 3 esempi che mi hanno colpito, per vedere la differenza fra il senso mio e quello che giudichiamo non senso, che è l'altrui. 3 esempi veri. Esempio 1, vero. A Milano hanno aperto un bar che unisce il sushi col botulino. Secondo esempio, sì, sono tutte vere le cose che dico. Beh, tutte. Quelle che dico qui, sì. Anch'io le mie bugie bianche le dico, però non ditelo in giro. Secondo esempio, c'è un'agenzia immobiliare di Bologna che vende con profitto case che hanno questa proprietà, sono state oggetto di crimini violenti oppure sono infestate da fantasmi. Terzo esempio, un miliardario brasiliano ha comprato una Bentley da $500.000, ha convocato i giornalisti e l'ha seppellita nel giardino di casa. Qual è la cosa che ha meno senso? Difficile, eh? Sapete qual è la cosa che ha più senso relativo? Il miliardario brasiliano. Perché quando i giornalisti sono andati lì, ma perché? Tu hai comprato una roba che ha un valore inestimabile e la seppellisci in giardino. Lui gli ha detto no, siete voi che avete una cosa inestimabile che sono i vostri organi e li seppellite in giardino. E ha fatto la più grande campagna di sensibilizzazione alla donazione di organi. Mi seguite? Allora, che cosa ha senso, che cosa non ha senso se noi non andiamo alle radici dei comportamenti delle persone? E tutto questo per dire che il senso non è utilità. Che senso ha arrampicare una montagna? Che senso ha correre una maratona? Non sono io che attribuisco senso a quello che le persone fanno o non fanno. Dovremmo cercare di capire quali sono le loro traiettorie. Che senso ha la Torre di Pisa? Ma qualcuno è così pazzo da raddrizzarla. Allora cerchiamo di essere, ma non tolleranti, che significa compassione, cerchiamo veramente di entrare in comunanza con quello che ha generato i comportamenti, altrimenti diventiamo gli ennesimi giudizi universali e questa cosa non va bene. Seconda cosa importantissima, la penso. Non bisogna risolvere un problema, ma generare una routine. Cioè il tema non è smettere di giocare, ma diventare un non giocatore. Il già citato Clear dice che l'obiettivo non è quello di far sì che le persone leggano un libro, ma che diventino un lettore. L'obiettivo non è correre una maratona, ma diventare un maratoneta. Allora mettiamoci in testa che il risultato non è ottenere un risultato episodico del quale ci vantiamo, ma è proprio facilitare e capacitare il cambiamento di attitudine. È difficile, sì, però siamo umani, il cervello è plastico e pian piano, assumendo una routine,
questa cosa qua accade. E l'ultima cosa, e sono stato insolitamente puntuale, come mai? Ed è la cosa più difficile ma la più importante per noi, e uso il noi dovremmo veramente ricominciare a lavorare sulle cause. E fra le cause del non senso vi ho detto qual è secondo me la principale, è proprio la solitudine, l'assenza di relazioni, è lì che perdi senso. E come si ripara l'assenza di solitudine? Creando comunità. Che cos'è una comunità? È un insieme di simili, è un insieme di dissimili. Non dobbiamo creare la bocciofila, la comunità dei pescatori, la comunità di quelli buoni, di quelli che no. Dobbiamo rimparare a mettere insieme diversità, a confrontarci, a sentire una roba diversa dalla nostra e la mattina dopo sotto la doccia ammettere che anche se io ho vinto il dialogo, però quell'altra cosa lì era vera e quindi mi accende una scintilla. La vita è XY, non è XX. Noi dobbiamo imparare a creare questa roba qua. Che cosa vuol dire? Vuol dire che forse dobbiamo imparare a diventare fornitori di senso. Dobbiamo imparare a convocare, che è vocare con, e non continuare a dire agli altri come stanno le cose, ma forse far immaginare come le cose potrebbero essere. Noi siamo i primi che dovremmo dare un volto diverso, ma ripeto questa parola, desiderabile e leggero. Se si chiede di uscire da una situazione difficile con impegno e fatica, ragazzi, lasciamo stare. Si entra in situazioni difficili perché si sente l'eccessivo peso dell'impegno e della fatica. Sapremo essere leggeri, sapremo mettere insieme diversità, sappiamo darci delle traiettorie, non lo so, però credo che dobbiamo con umiltà e giocosità imparare un po' tutti questo. Questo era quello che volevamo dirvi e grazie. Grazie a Sergio Sorgi, ora come sempre noi auspichiamo un po' di scambio tra il pubblico presente in sala, quello che ci segue da casa e il nostro relatore, però la parola la do per primo al dottor Greco per qualche sottolineatura, qualche rilancio o anche una prima domanda al dottor Sorgi. Beh, intanto grazie perché è veramente a volte un luogo comune dire che sono tanti stimoli, ma è un insieme legato, è un filo continuo straordinario di cognizioni, elementi, anche, perché è da lì che voglio partire, anche sensi, in tutte le ragioni che questo termine ha, cioè sensazioni, percezioni, ma anche dare senso alle parole e dare senso anche alle progettualità di vita. Faccio una battuta per stemperare, è stato bellissimo, mi ha evocato una cosa che mi capita mensilmente quando hai parlato dello SPID e della firma digitale, perché ogni mese l'azienda mi manda un report su quante volte ho utilizzato la firma digitale, come per ammonirmi. Allora, questo tema, no, di qualcuno che vuole che fai in un certo modo, l'hai sfiorato tantissime volte. Però voglio tornare su una cosa perché poi credo che siano altri che debbano intervenire e farti domande. E quando hai detto l'obiettivo non è leggere libri, ma è diventare un lettore, no? Una delle cose che noi facciamo con le persone che assistiamo, per qualsiasi tipologia di condotta additiva, andiamo a ragionare con loro e restituire un senso alle loro giornate, alle loro ore, alla loro quotidianità. E su questo c'è una questione rispetto a quello che tu hai sollecitato, che a volte ci accontentiamo anche dei singoli episodi, anche di un istante, mentre invece tu sottolineavi che il senso deve essere qualcosa di persistente, di duraturo, da consolidare, da solidificare. Ecco, volevo chiederti altre due parole su questo, se è possibile, perché hai detto tantissime cose, no? Il tema dell'appartenenza, il tema della comunicazione, di come sviluppare empatia, di come realizzare socialità, di come realizzare solidarietà attraverso la socialità. Ma sono tutti temi oggettivamente importantissimi nell'atto educativo, nell'accudimento, no?
Quando tu intervieni in una condotta additiva conclamata, acclarata, consolidata, tutto cambia. E allora ti chiedevo un attimo qualche parola di più su questo aspetto qui, no? Questo aspetto un pochino del consolidare questo tema del dare senso. Va bene, innanzitutto grazie perché mi avevi anticipato che non mi avresti fatto domande difficili, ma non sei riuscito a non farle, quindi poi quando finisce io lui dobbiamo parlarci un attimo, ma non voglio fare... Poi te la faccio la no, domanda. No, poi ci parliamo, no, poi ci parliamo. Scherzi a parte e grazie. Allora, ti do un'opinione. Io credo che quello che ci stiamo un po' perdendo, ci stiamo e non si stanno, sia il desiderio. Desiderare per me è una delle parole più belle del dizionario italiano, perché è desidero, in mancanza di stelle. E il desiderio è proprio quella piccola mancanza, non è il vuoto e non è il nulla, ma è quella piccola mancanza però perché sai che c'è una cosa alla quale veramente ambisci e che forse puoi raggiungere. Se tu per sfiducia o per contingenza o per stanchezza, non lo so, assottigli il desiderio, rimangono due polarità che sono il bisogno e la voglia. E quando tu oscilli dal bisogno alla voglia, oscilli fra due poli che sono pesanti, perché il bisogno ti annulla e ti azzera, e la voglia è il contrario. La voglia ti porta a comportamenti veramente istantanei e solubili, che sono comportamenti compulsivi, no? Che soddisfi anche effettivamente in modi un po' banali, un po' beceri, e che non ti lasciano niente dentro se non la coazione a ripetere comportamenti di acquisto o di possesso che sono anche poveri in termini di senso. Allora io credo veramente che noi dobbiamo ricostruire senso riempiendo quello strato fra i bisogni, cioè il vuoto, e la voglia, che è il contrario, che è la spinta anche contemporanea a possedere l'inutile. Ma per questo forse mi ci stai facendo pensare tu, ho citato 3 volte la parola desiderabile, perché se noi non siamo desiderabili e desideranti, secondo me non riusciamo a costruire un percorso. Il senso è sentire, il sentire non è capire, Sentire che io devo sentire la pelle irritata, che devo sentire che quello che tu dici mi colpisce perché riguarda me. Allora costruire percorsi di senso, forse bisogna innanzitutto avere senso, proporre senso, accogliere senso altrui, ed è un impegno grosso, però molto molto grosso, quindi non ti ho risposto, però la domanda era molto meglio della risposta, ma è proprio un tema bello, 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 sul quale riflettere, come noi aiutiamo le persone a costruire senso. È una sfida da non dormirci la notte. Sì, è bellissimo. Ed è bellissimo anche questa sottolineatura del desiderabili, perché ti riporta sull'infanzia e sull'adolescenza ad un tema che è chiave per quanto riguarda proprio il tempo della realizzazione del significato dell'accudimento e della salvaguardia del mondo emotivo, cioè sentirsi amabili, desiderabili e quindi amabili, che è una cosa straordinaria da realizzare. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Bellissimo. Abbiamo anche delle domande che ci arrivano dal pubblico, anche da quello presente in sala, allora sentiamo prima queste certamente. Grazie per questi spunti. Io sono un educatore che lavora al servizio dipendenze di Padova e non ero distratto mentre mi guardava, ma che ero al cellulare, ma stavo prendendo appunti e mandandoli a dei colleghi. Perché lo dico perché ho trovato davvero una bellissima conferma in alcuni progetti che vengono fatti anche nel nostro servizio. Ce n'è uno per esempio che prevede di fare delle attività fuori dal servizio con le persone. Abbiamo qua anche alcuni colleghi che gestiscono questa attività e stiamo cercando di creare maggiori spazi di pratiche che creino comunità attraverso delle esperienze positive che non sono solo il colloquio individuale, insomma simmetrico, ma in situazioni anche in attività di gruppo. Anche queste sono realtà che veramente fanno creare questa cosa diciamo di educarsi non a smettere di usare, come ha detto, ma
a diventare capaci di non usare attraverso una creazione di un nuovo desiderio. Io volevo solo ringraziarla perché veramente l'ho già mandato ai colleghi questi input, perché anche a noi come operatori è importante sentire di avere anche un pensiero condiviso anche con dei relatori come lei. Grazie. Grazie a voi. Io non devo rispondere, mi imbarazzano i complimenti, quindi grazie. Lasciamo lo spazio vuoto apposta. No, grazie. Allora c'è Simonetta che ci chiede se può dire come si chiama il filosofo di 91 anni. Sì. Si chiama Carlo Sini ed è per me il più grande filosofo italiano vivente, è una persona di una cultura e di un'accoglienza straordinaria e con lui ho avuto la fortuna di condividere, fra le altre cose, un laboratorio della Presidenza del Consiglio Comunale che si chiamava Milano 2046 e devo dire la verità, proprio lì capisci come non sia anagrafica la questione, ma ci sia proprio una capacità di difendere i secoli e i mondi che sta nella curiosità intellettuale e nella vivacità. Tutti noi conosciamo ragazzi vecchi e tutti noi conosciamo vecchi ragazzi. Carlo Sini, che quasi mi onora citare, è una persona che un sacco di volte scrive e ci insegna il futuro e quindi è un fornitore di speranza enorme. Grazie. Poi c'è Marinella che ci ha mandato virgolettate alcune parole, perché a un certo punto ha detto abbiamo scritto un libro con 32 fiducie. Allora la domanda di Marinella è: avete scritto, cioè esiste proprio un libro che parla di fiducia e che ha elencato i tipi di fiducia? Si può citare? Autocitarsi non è tanto carino, però Marinella, che non è mia cugina, posso questo, non la conosco. Sì, abbiamo scritto, significa che con una collega e studiosa che si chiama Francesca Bertè, abbiamo scritto un libro che si chiama Fiducia sostantivo plurale, nel quale abbiamo cercato di mappare tutte le fiducie, ma partendo, e mi ricollego a quello che dicevi, dalla vera domanda che, ripeto, non è se io mi fido di voi, ma è ma io come faccio a essere affidabile? E la collego perché secondo me questa è la chiave che noi dobbiamo in qualche maniera sviluppare. La collego a ma io sono desiderabile, ma io sono amabile. Allora se noi, a me piace girare la clessidra, no? Se noi dopo aver passato tanto tempo a misurare e giudicare gli altri, girassimo la clessidra e passassimo un po' di tempo a capire se noi siamo amabili, desiderabili, affidabili, secondo me sarebbe un grande guadagno. Poi nessuno è ingenuo, non tutto è amabile, non tutto è desiderabile e non tutto è affidabile. Però lo sforzo così fatto è uno sforzo di miglioramento. Lo sforzo invece che giudica gli altri è uno sforzo che ti porta quasi sempre a cercare le differenze ma le comunanze, quindi sì. Grazie. Continuo a dare spazio alle persone che ci stanno scrivendo, che ringraziamo perché, l'abbiamo sempre detto, ci piace questa interazione col pubblico da casa. Allora, Andrea pone 2 domande. Quale sarebbe il suo auspicio più grande e quale consiglio darebbe ai giovani che vogliono contribuire al cambiamento sociale in un'ottica di welfare? Allora, io passerò i futuri anni della mia vita a cercare di costruire comunità. Comunità significa a mettere in confronto punti di vista diversi, a cercare storie e a trovare storie. Questo è, credo, quello che noi dobbiamo fare. Mai arrendersi, mai assecondare, il futuro si costruisce con il presente e questo vuol dire essere curiosi. Sentivo una bellissima lezione di Mario Calabresi sulle storie che ha messo sul suo sito, che diceva delle cose tipo, ma quando andate in libreria non andate nel settore delle cose delle quali vi occupate, andate in tutti gli altri, no? Andate a cercare proprio delle cose che naturalmente che non è serendipità, è proattiva la ricerca dell'altro. Allora io credo che l'unico antidoto a questa roba qua che è l'individuo atomo sia la comunità, ma non per saccenza, Cioè dal mio punto di vista, se le persone che si racchiudono nell'individuo, nell'atomo in casa, fossero felici, io direi, ragazzi scusate, no? Io non sono d'accordo, ma le persone sono felici, quindi va bene così. Ma siccome registriamo un'infelicità, un malessere, una solitudine, allora non va bene richiuderci in casa
e pensare che l'unica cosa importante è capire se era calcio di rigore, oppure chi ha cantato meglio la cover di Gigi D'Alessio, oppure chi cucina meglio 2 spaghetti alla carbonara. Cioè noi non siamo fatti per quella roba lì, non siamo gazzelle, non siamo gnu, siamo animali sociali. E quindi io non mi permetto di dare nessun consiglio ai giovani. Se dovessi darvi un consiglio sincero, ma non registratelo, è irritatevi un po' di più, però non è un consiglio che si dà in pubblico. Ma credo che dobbiamo fare questo. E per capirci, poi chiudo, anche noi parliamo di comunità, ma poi ragioniamo a silos, quindi che nessuno si senta assolto, perché in questo paese tutti ragionano a silos. Io curo il mio campo e questa cosa la farei, però poi devo interagire con altri e non ho voglia, i meriti è meglio che stiano, perché siamo cattivi? No, perché anche noi siamo chiusi sulla difensiva. Quindi non è banale, ma è l'invito vero che ci faccio. Ricostruiamo reti non giudicanti, ma di creazione del diverso, perché, come diceva un vecchio proverbio, da soli si va più veloci, ma non si va lontano. Grazie, allora noi concludiamo con un complimento che arriva da Giulia ma che sottoscriviamo. Ho seguito Sergio Sorgi anche gli anni scorsi e apprezzo la sua modalità, soprattutto mi fa venire voglia al termine delle sue relazioni di uscire a fare gli esperimenti che lui ci suggerisce, per esempio quello dell'autobus. Quindi ci fa piacere che ci siano anche delle chiamate all'azione. Sempre meglio che uno spritz. Esatto. Ho avuto l'effetto più positivo, sono contento. No, allora, ecco, no, veramente sottoscriviamo questo commento. E allora andiamo in chiusura ringraziando ancora una volta il dottor Giovanni Greco che è stato qui con noi, direttore del Dipartimento Dipendenze UL7 Pedemontana, e soprattutto ringraziando, invito il pubblico presente anche con un applauso, Sergio Sorgi, perché avevamo promesso che ci sarebbe stato anche alla fine l'applauso. Grazie. E con questo ricordo a tutti che Cambio Gioco non è ancora terminato perché c'è l'ultimo incontro questa sera alle ore 20:30, avremo con noi Sarantis Tanopoulos per un appuntamento dal titolo Come coltivare relazioni autentiche, quindi invitiamo tutti ancora a rimanere connessi con www.cambiogiocoul6.it, auguriamo buona continuazione di giornata e vi diamo appuntamento a questa sera per l'ultimo appuntamento di Cambio Gioco. Arrivederci.